Un restauro importante promosso dall'ente Basilica Sant'Antonio di Padova, delegazione pontificia, quello dell'arco della cappella di Santa Caterina all'interno della Basilica del Santo, che si presenta ai visitatori con i ponteggi già pronti. Si tratta di un complesso intervento di salvaguardia e di studio di un'opera di grande importanza per la storia dell'arte italiana grazie alla sua solida attribuzione a Giotto. I lavori sono eseguiti con la direzione scientifica di Giovanna Valenzano. Il restauro promosso dalla delegazione pontificia vuole proprio salvaguardare le tracce più antiche della mano di Giotto che ha dipinto nella cappella dedicata a Santa Caterina, oggi nota col nome delle Benedizioni. L'opera era già stata restaurata agli inizi del Novecento da un pittore restauratore Cherubini, per cui il restauro di oggi si presenta anche estremamente complesso, perché da una parte deve riportare in luce quello che ancora c'è di originale, proprio perché Cherubini, che si era formato sotto la direzione di Morassi in un precedente restauro, qui invece agisce liberamente e quindi in parte proprio ridipinge anche le pitture. Il lavoro rappresenta una sinergia importante fra la delegazione pontificia, il comune di Padova e la Fondazione Cariparo, in una basilica che contiene altri lavori di Giotto. Ci sono altri due cicli molto importanti. Uno è straordinariamente ancora conservato, è quello della sala capitolare, e poi una recente anche scoperta, a seguito sempre di un restauro, è nella cappella della Madonna Mora.